Prima Pietro, capitolo 1. Indirizzo e salute. Io, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, scrivo a voi che siete stati scivi da Dio e che mo campate come i forestieri, rindo ponte, rindo a Galazia, rindo a Cappadocia, rindo all'Asia e rindo a Bitinia. Dio, che è il Padre nostro, pascivete perché così aveva voluto, ma santificate per mezzo dello Spirito Santo, perché potesse sempre stare sentire a Gesù Cristo e potesse essere liberati da tutti i peccati vostri per mezzo dello sangue suo. Potesse il Signore arrapacare con a voi tutta la razza sua e vi regnesse e pace che razza. L'eredità rata rubata. Potesse essere sempre benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché rinda l'amore suo assai rosso ci ha avuto per noi. Issa ci ha salvato per mezzo di Gesù Cristo, che è stata risuscitata dai morti. A così issa sarà da noi una vita nuova e noi moderiamo che la speranza viva, perché aspettiamo avere l'eredità che Dio ha preparato per noi in dei cieli. Si tratta di un'eredità sicura, che non si guasta mai, non si inchiava mai e non si fragita mai. Che essa è stata apparecchiata pure per voi in dei cieli. Per mo deve mantenere in da fede con tutta la potenza sua, sino a quando vedrà che la salvezza, che sta per essere spalmata innanzi a voi, quando arriveranno chi l'ultimo giorno. Amore e fedeltà. E proprio per questo, campate in da prezzo, pure se mo e per un po' di tempo ancora, voi evita a sopportare ogni sorta di sofferenza. Pure loro, con tutto che non è una cosa che rimane per sempre, ha da passare per il fuoco per essere arraffinita. La stessa cosa succede pure a tutta la fede vostra, che è assai più preziosa di loro. Che sta fede vostra ha da essere provata in sofferenze per vedere se è verace o non è verace. Solo così voi potrete essere regnuti la razia, la gloria e l'onore quando Gesù Cristo si spalmafagare innanzi a tutto l'uomo. Voi mo, pure se non avete visto la faccia di Gesù Cristo, o volete già bene assai, e mo, voi, pure se non avrete ancora, già credete in da essa. E state arrivati a quella fedura la fede, che è la salvezza vostra, e proprio per questo, il cuore vostro e chi ne ha avrezza, tanta rossa, che non siete manca capace da spiegare a parole. La rivelazione profetica dello Spirito Santo. Quando i profeti del passato parlavano di editoriale che Dio preparava per voi, loro parlavano proprio di questa salvezza e cercavano di conoscere e si sforzavano di capire sempre più a fondo. Loro si sforzavano di scanagliare pure il tempo e tutto quello che stava attorno in gola a tutti che li fatto, che lo Spirito Santo faceva conoscere a loro. Perché tanto lo Spirito di Cristo stava già in gola a loro e faceva conoscere a loro assai prima del tempo tutte le sofferenze che il Messia aveva malapaté e tutta quella roba che essa aveva troppo tutte quelle sofferenze. Dio facette conoscere a tutti quei profeti che la buona notizia della salvezza non era per loro stessi, era invece destinata proprio da voi. Voi oggi avete avuto che l'ambasciata della salvezza, che pure l'angelo desiderava ne vedere. E mo certi uomini hanno portato a voi che l'ambasciata del Vangelo per mezzo dello Spirito Santo che è stato mandato a cielo. Esortazione alla santità. Perché sveglia, state sempre pronti a faticare e state sempre sciatati. Tutta la speranza vostra fosse avutata in mezzo a chi l'uriale che avrete avere a Gesù Cristo. Quando essa si spalmafagare innanzi a tutto l'uomo. Non vi mettete più a correre appresso a tutte quelle smanie vostre passate, quando campava ancora in da ciuciaria. Innanzi a Dio che vi ha chiamato, comportatevi voi come a figli che stanno sempre a sentire, perché essa è santa e pure voi avete a essere santi in tutto quello che facete. In le scritture sta scritto: voi avete a essere santi, perché io sono santa. E sì, ogni volta che apriate Dio, chiamate Padre quello che non guarda in faccia a nessuno, quello che giudica ognuno per tutto quello che essa avrà fatto. Comportatevi sempre buono, che vanno rindo il timore suoi, rindo a tutta la vita che sto cammino vostro, coppa sta terra. Voi sapete buono che siete stati salvati rindo a quella vita, chi ne va cantaria, che avete arredata tutte le vite vostre, perché non siete stati accattati per mezzo dell'oro e argento, che sono tutte cose che passano appresso, siete stati invece accattati per mezzo dello sangue prezioso di Gesù Cristo. Issa si è sacrificata per voi, come un pecorello senza inguacchia e senza mancanza. Dio l'aveva destinata proprio da questo, ancora prima che creasse il mondo,
e morendo all'ultimo tempo si sono mostrati a voi. E voi mo proprio in mezzo a soi, che ridendo a Dio, che l'ha fatta risorgere rinde i morti, e ha rataisse tutta la roglia sua. E così tutta la fede vostra, tutta la speranza vostra, sono state fissate per sempre in da Dio. A rigenerazione mediante la parola. Voi, sentendo la verità, vi siete purizzati tutti i peccati, e mo potete pure volere bene l'uno con l'altro con amore sincero, campando insieme come a tanti frati. Pulitevi per questo, bene veramente, perché avete avuto che la vita nuova, non una semente che si può fragilare, ma rinda una semente che rimane per sempre, che non muore mai, e questa è la parola di Dio, che è sempre vita eterna. Perché come sta scritto in da Bibbia, tutti quelli che campano in coppa a terra sono come all'erba, e tutta roglia loro è come aquella nuciore dei campi. Se secca l'erba, si appasciona e giura. La parola invece, lo Signore, rimane per sempre. E questa è che è la parola del Vangelo, che è stata predicata a ognuno di voi.